Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io penso che l'invito sia dovuto anche al fatto che ho avuto occasione di andare in Confartigianato Nazionale a dibattere su un tema assolutamente interessante quest'anno, che era quello dell'innovazione e del cambiamento organizzativo a livello attraverso l'innovazione, e mi hanno chiesto di parlare di Papa Francesco, dell'innovazione nella Chiesa, della modalità con cui questo è avvenuto. Non so quanti di voi ci fossero, ma quelli che magari avevano più incarichi nazionali, eccetera, o comunque insomma erano rappresentanti in quel momento. Spero che abbiamo avuto una bella occasione di incontro. Io quest'oggi non vorrei tediarvi tantissimo con le slide che ho preparato, per cui andrò anche un po' veloce. Ho precisato a chi mi ha invitato che fondamentalmente io non ho intenzione di fare delle lezioni di tipo scientifico oggi, cioè non credo che non ce l'ho tanti dati. Poi guardate, mentre lo stavo aspettando, se voi volete sapere esattamente la situazione in questo paese, basta andare a guardare su una di questi AGG che tutti quanti ritengono infernali, ma in realtà sono anche molto utili, e immediatamente sappiamo, guardate, quanti siamo in questo momento, cioè a un minuto fa. Siamo praticamente 61.851.457 a 2 minuti fa. Sapete quanto debito pubblico italiano c'è in questo momento? 2.197.794.385 euro in questo momento. Quindi si sta calcolando mentre io sto parlando, si è già aumentato insomma. Sapete quanto debito pro capite abbiamo? 35.000 euro 533, dal neonato al centenario. Questo senza nessun problema, in un minuto lo trovate. Quindi io non sono qui per darvi dati, sono qui per darvi possibilmente piste risolutive di queste situazioni. Cioè, che cosa ci dice in qualche modo questo dato? Ci dice che un incremento della popolazione minimo rispetto a quello che dovrebbe essere, c'è un incremento del debito che, siccome c'è appunto una difficoltà di incremento della popolazione, significa un aumento continuo e assoluto. Tutto questo cosa c'entra col tema di oggi? Ecco, possiamo pure andare avanti. C'entra perché ho messo alcune slide che ci danno un po' l'esatta situazione. Allora, vediamo che il 2007 sia l'anno base, mi pare che lo leggete sugli schermi, no? Perché da qui in fondo anche... Allora, pensiamo a questo. Qui sono i 100 anni di età, no? Qui sono i 0 anni. Prendiamo gli stranieri nel 2007, questa cosa blu, molto pochi. Gli stranieri nel 2051, quindi proiettato nel 2051. Sono esattamente questi, vedete come già si incrementa la presenza straniera. Italiani, qui vedete soprattutto le classi di età, i quarantenni erano la parte più importante della popolazione nel 2007, guardate quali saranno i più importanti dal punto di vista numerico italiani, gli ottantenni, 75 praticamente. Guardate, gli italiane, cioè le donne, ancora di più proporzionatamente. Chiaramente, quarantenni, loro hanno un picco perché sopravvivono di più agli uomini, come sapete, come speranza di vita sono maggiori degli uomini, e qui le donne giustamente festeggiano, e poi chiaramente invece, guardate il picco praticamente nel 2050 della popolazione femminile, tutti ottantenni. E qui le straniere uguali, questi erano gli stranieri maschi, queste le straniere femmine, eccetera. Per riassumere, oggi ci sono 4 persone in età lavorativa per ogni ultra over 65. Nel 2060 il valore sarà dimezzato, 2 persone in età lavorativa per ogni over 65. Andiamo pure avanti, io cerco di essere un po' veloce, non vorrei tediarvi. Questo è un famoso passo di questo libro che è uno dei più letti in Italia nell'arco dell'anno scorso, dove nel capitolo secondo di questo libro, ve lo leggo per una parte almeno, e Michele Serra dice: intorno alla metà di questo secolo, secondo tutte le previsioni, quindi 2050, un po' quello che abbiamo visto prima, la classe dominante in Occidente, quindi non solo in Italia, quindi il problema deve essere inserito
nell'ambito dell'Occidente. Per Occidente si intende nord del mondo, fondamentalmente gli Stati Uniti e noi, praticamente l'Europa, e anche buona parte dell'Australia, per certi aspetti, non sono un discorso sarebbe molto lungo, saranno vecchi. A meno di invasioni vincenti dei popoli poveri e giovani saranno, anzi già sono ormai sinonimi, perché in questi paesi la popolazione giovanile è enorme. Io mi ricordo che insegnavo demografia 15 anni fa, e quando da noi, e ancora oggi ancora più calato, la nascita di un bambino, no? Noi non arriviamo neanche alla nascita di un bambino, in realtà siamo alla nascita zero, cioè o quasi, sono 1, eccetera. In Marocco ne nascevano 6 per ogni donna, quindi fate il conto, il Marocco non è chissà dove, quindi tanto per farvi un'idea. Allora, dice così: a meno di invasioni vincenti, le persone dai 75 in su saranno più di metà della popolazione. Quindi 75 anni, 50% della popolazione nel 2050. Ripeto e sottolineo, più della metà della popolazione. Miliardi di dentiere batteranno al ritmo del tempo residuo, migliaia di pannoloni assorbiranno le ultime acque di corpi disseccati. Un'umanità sfinita e transennata cercherà di protrarre oltre ogni logico limite il proprio potere. Ho qualche probabilità di farne parte se tengo in ordine le mie arterie, la smetto di bere e fumare, evito i formaggi. Ma potrò fare tai chi in un parco, insieme ad altri cadaveri animati come me, senza che un cecchino del fronte di liberazione giovanile appostato su un tetto mi centri in piena fronte? Ponendo fine con un solo colpo bene assestato alle mie pene e soprattutto alle sue? Cioè lui, metà della popolazione, anche di meno, dovrà sostenere l'altra metà della popolazione. Questo significa guerra fra generazioni. Tradotto. Allora lui dice, l'autore, chiaramente provocatorio, ma non tanto, perché basterebbe solo fare un ragionamento di tipo proprio statistico: questa spettacolare pagina bellica, qui appena accennata, è solo uno dei tanti grandi e appassionanti episodi della grande guerra finale, quella fra vecchi e giovani, della quale lui dice sto scrivendo un libro. Questo è un autore italiano, Michele Serra. Il libro è dedicato soprattutto agli adolescenti e lui è un papà che si trova in grandi difficoltà con i suoi figli, ma come tanti del resto oggi, no? Dopo vedremo anche perché. Ci daremo una risposta anche a questo fatto del perché si è in difficoltà con gli adolescenti. Ma fondamentalmente c'è una cosa che è interessante, che questo autore non copia altro che un grande autore invece scozzese che si chiama Neil Ferguson, che è esattamente su questa linea qui. Cioè lui dice che la vera guerra sarà fra generazioni, non fra come dire, musulmani e altre cose che di solito si scambieranno in giro, ma quella di cui dobbiamo veramente, effettivamente preoccuparci sarà questa. Ora, poiché poi le cose siano dipendenti l'una dall'altra, lascio pensare a voi, perché se una parte del nord del mondo non fa più figli, un'altra parte del sud del mondo ne fa di più. Che poi questi siano portatori di una religione che invade, come dire, un altro tipo di area geografica nella quale prima prevaleva un'altra religione, lascio fare i vostri ragionamenti, ma il tema non è questo oggi, è quello del confronto generazionale. Andiamo pure avanti. Allora, dall'eterno giovane all'eterno riposo è un attimo. Ecco, questo non è un grande pensatore, ma insomma mi sembra che ci dica tutto, no? Perché ci dice tutto? Perché questa è un po' la mia tesi, andiamo pure avanti alla slide successiva, e fondamentalmente c'è un'idea sottostante. Perché abbiamo grosse difficoltà nel dialogo intergenerazionale, oltre ai dati numerici, oltre alle prospettive che sono quelle che abbiamo già detto prima, quindi non si sa come si condurrà bene la situazione alla fine? Perché qualcuno ha marchiato gli adulti con questo titolo di canzone, no? Forever Young. Che vuol dire? Tu sarai sempre giovane. Addirittura è stato coniato un termine nuovo, lo trovate nello Zingarelli, come adesso andiamo a vedere, che si chiama adultescenza, cioè il mischiare l'essere adulti con l'adolescenza. Cioè uno si sente vivo se è giovane, se non è giovane
non è vivo. Qualcun altro autore, un altro sociologo italiano, Magatti, scrive in un suo libro che l'emblema di questo tempo, che esalta la performance, è il Viagra. Cioè si può anche dove non si potrebbe, magari dopandosi. Questo è esattamente quello che noi possiamo applicare praticamente all'ambito degli adultescenti cosiddetti. Chi sono gli adultescenti? Ne vedo pochi qui, però quindi non sentitevi voi preoccupati di questo, non è nessun riferimento anche a prima, era nei vostri confronti. Andiamo pure avanti e qui allora facciamo due momenti di queste slide. Il primo è l'autoritratto dei giovani, chi sono, e poi facciamo l'autoritratto degli anziani e poi la possibile alleanza. Quindi vediamo con dati abbastanza precisi. Allora, naturalmente chi sono i giovani oggi? Nel deserto delle opportunità i giovani oggi imparano lingue, quasi oggi molto più di qualche tempo fa, ve lo dico per esperienza. Avevo molta difficoltà a interloquire in inglese magari con qualche ragazzo dei nostri, e quando balbettava qualcosa capivi che l'aveva imparacchiato un po' a scuola e da qualche canzone dei Beatles, ma fondamentalmente non sapeva la lingua, non sapeva mettersi in relazione con gli altri popoli. Oggi la cosa è molto migliorata. E diventano presto artigiani digitali, quindi sanno usare anche molto spesso molto bene i mezzi, ma sanno anche costruire i mezzi. Questa è una cosa sulla quale sarà molto interessante lavorare, ma non abbiamo il tempo. Sono autodidatti nella maggioranza dei casi perché il sistema scolastico purtroppo non è adeguato al ritmo di crescita intorno, quindi è uno dei gravi problemi che voi sapete meglio di me. Attraverso i social network si confrontano con i loro coetanei dalle diverse parti del mondo, si raccontano più attraverso scritti o libri, quasi nessuno scrive, quasi nessuno fa un diario, quasi nessuno, cose che nella nostra adolescenza, io me lo ricordo per la mia, erano quasi cose fondamentali di formazione. Cioè quando uno descrive se stesso a se stesso è un modo per crescere. Cioè quando uno parla a se stesso di se stesso, quando uno appunto comincia a formulare un pensiero, ma la domanda è, i nostri giovani hanno dei concetti? Cioè noi abbiamo dei concetti, quando io leggo un libro alla fine traggo un concetto da quel libro e ritengo il concetto e dimentico tutto, diciamo, di più. Il problema è che se io vedo una foto, non necessariamente nella mia mente, questo già 30 anni fa, in realtà, nella mia mente rimane un concetto, rimane una foto. È come le pizze dei film che si usavano una volta. Io una volta che l'ho vista la metto da una parte, cioè non me la ricordo più. Quindi abbiamo molti giovani che hanno delle grandi capacità tecniche sui mezzi, ma hanno delegato totalmente la memoria ai mezzi. Non per niente basta che clicchino, come ho fatto io, su delle cose e immediatamente ti sanno dire tutto, perché Google dice tutto. Per fortuna che solo tassano, sembra l'altro ieri, deciso. Ma voglio dire, fondamentalmente l'idea è questa, cioè io non so quasi niente, perché tanto chi sa per me, io lo manovro. Questo da un punto di vista culturale è un peso, perché se uno, ripeto, non sa descrivere se stesso, non sa chi è se stesso, che tipo di relazione ha con gli altri, questo poi influisce per quel discorso che stiamo facendo noi oggi. Allora, il 43% lo sappiamo è disoccupato. Per il 76,5% dei 9.000 giovani intervistati la famiglia è concepita come la cellula della società che ha ancora un senso, diciamo anche in positivo, sia affettivo sia sociale, nonostante essi abbiano sperimentato in prima persona la crisi del fallimento o della ricomposizione delle loro famiglie di origine. Purtroppo, no, quando noi diciamo la famiglia si sta sfarinando, cioè dicendo che praticamente il valore familiare non è più quello che c'era prima, è vero. Però paradossalmente proprio questo fatto ci fa dire che molti agognano a vivere una vita insieme, non solo gli omosessuali che sono gli unici che vogliono sposarsi ormai, ecco, ma però nel senso che evidentemente c'è sposarsi non solo in chiesa, non solo, questa è la realtà, cioè rendetevi conto che in questo paese sta andando verso questa strada qui, la gente si sposa pochissimo, pochissimo. Anche qui potrei darvi i dati, se volete tiro fuori la macchinetta e ve li do, ma non è molto importante. Basta sapere che c'è questo trend. Allora, dentro questa visione, però, attenzione, la famiglia è un valore. Perché comunque, e questa è una cosa anche molto italiana, mi ricordo quando andavo all'estero qualche anno fa, mi dicevano, voi italiani siete la famiglia, tutto il resto conta poco. Noi abbiamo questa caratteristica nel mondo, speriamo di non perderla.
speriamo, è solo una speranza. Andiamo pure avanti perché mi sto attardando. Qui ci sono dati molto precisi sui disoccupati che studiano, lavorano, ma non abbiamo il tempo di guardare, i cosiddetti NEET, cioè quelli che accennava prima Antonio, mi pare, Padovan, prima erano molto precisi, quelli che non studiano e lavorano, quelli che non vanno neanche a cercare il lavoro nelle vostre aziende, eccetera, ma lasciamo perdere perché il tempo è breve e praticamente andiamo a vedere che cosa riguarda i giovani. Sono schiacciati su un eterno presente nel quale devono sperare e vivere alcune umiliazioni. Questo va detto. Lo sfruttamento quotidiano negli stage all'università. Il giovane oggi è uno sfruttato fondamentalmente dal sistema, che privilegia i professori, i cosiddetti baroni, che hanno qualche volta più di 75 anni e le cui menti produttive sono quasi azzerate. Qui lo dico con una certa anche veemenza, perché è la realtà. Voi sapete che gli psicologi del lavoro dicono che noi siamo capaci di innovazione fra i 25 e i 35 anni. Dopo tutto il resto è una cosa che si è già imparato. Si tratta solo di rendersi conto, ma fondamentalmente in quel periodo lì l'innovazione è fondamentale. Pensate cosa significa questo per le vostre aziende? Cioè significa che se voi non avete giovani che pensano al futuro, le aziende tendono a ripetersi e a non innovare il prodotto, ma questo pensiamo che significa per l'università. Significa che se io ho dei professori che hanno 70 anni, che cosa vuoi che comunico di innovativo agli studenti che hanno davanti, perlomeno come piste, come linee. I lavori sono molte volte male o mal pagati, gli affitti inaccessibili, le false promesse spesso tradite dei governi, ma qui abbiamo già sentito, e per un giovane il lavoro può ancora essere definito con un orario, una mansione, un luogo. I giovani sono costretti a diventare un piccolo imprenditore di se stesso, sì, ormai sì. Quindi da un certo punto di vista questa è un'opportunità. Oggi voi avete molti più giovani, io lo sto guardando per esempio avendo uno sguardo nazionale, che praticamente nel sud c'è una volontà di intraprendere molto più forte di quella che c'era in passato, che si rendono conto che non ne vengono fuori, o fuggono o se ne vanno all'estero, anche se in realtà poi qui si serve molto discutere su questa statistica che abbiamo la fuga dei cervelli, perché per esempio l'Ipsos, che ha fatto una ricerca recentissima, dice che in realtà quelli che se ne vanno all'estero ogni anno sono circa 10.000 persone, che sono irrisorie sul piano di quello che è il livello nazionale giovanile, però per dire che quelle volte noi esaltiamo una cosa in negativo, no? Poi non è detto che questi poi non ritornino, fra l'altro, ma voglio dire, la maggioranza delle persone è qui che deve trovare la sua strada. Allora, naturalmente qual è il problema? Un circolo vizioso, il crollo della natalità, l'invecchiamento della popolazione, natalità correlata con la caduta del PIL, quindi meno nascite, più cade il PIL, anche per tutte le ragioni che dicevo prima dal punto di vista innovativo. Quindi l'invecchiamento della popolazione ha causato che i giovani rimangano disoccupati per difendere l'occupazione e le pensioni dei padri delle fasce più adulte. Questo è il grave problema. Cioè il grave problema è esattamente questa. La grande accusa è: io nel 2050, se non ti sparerò, dovrò sopportare la tua pensione, l'aggravamento della spesa sociale, perché tu comunque aumenterai la tua speranza di vita, cioè nel 2050 si dovrebbe arrivare intorno agli 85 anni per ciascuno di noi, parlo di maschi, le femmine molto di più, quindi di conseguenza cosa significa tutto questo? Ora, detto questo, andiamo pure avanti perché non voglio che vi perdiate questo. Allora, siamo davanti alla crisi dell'adulto. Questo è il vero problema dell'alleanza fra generazioni. Allora, dalla culla alla scuola, dall'università all'interminabile precariato lavorativo, il mondo degli adulti progetta e produce nuove generazioni per soddisfare i propri bisogni e le proprie aspirazioni. E questa è la generazione delle pensioni baby ed oro, assunzioni pubbliche esorbitanti, retribuzioni faraoniche, aziende pubbliche svendute, della corruzione diffusa e dell'orgoglio di riuscire a levare le tasse. Io che devo dire, andiamo avanti, adesso non voglio fermarmi su ognuna delle cose che andrebbe poi spiegata, ma guardiamo questo piccolo video nel quale si parla degli adulti, cioè quelli che sono in mezzo fra i giovani e i vecchi. Perché il vero problema, a mio avviso culturale, si pone lì. In un'altra Italia.
di provincia. E poi penso che è inutile spiegare. Ma sì, perché in fondo quello che vi racconto oggi non è questo che sembra. No, sembra che sto parlando di politica, di rugby. Invece io sto parlando di giovinezza. Sto parlando di adolescenti, di ragazzi che avevano fretta di diventare adulti. Adulto è il participio passato del verbo adolescere, colui che ha finito di crescere. Io oggi conosco molti più adulteri che adulti. Adulteri a se stessi, ovviamente. Quella che sto raccontando stasera, vi racconterò, è la storia di un gruppo di ragazzi che avevano fretta di entrare in un mondo adulto che è diventato vecchio senza essere adulto. Il nostro paese oggi è questo, il più vecchio del pianeta, e lo guardiamo senza nemmeno accorgerci di quello che abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo una fotografia della realtà. Perché il vero problema dell'alleanza generazionale è questo? Perché il vero problema è che i giovani non sono accompagnati a diventare adulti e l'adulto vuole rimanere sempre giovane. Forever young, per sempre giovane. Per cui a un certo punto nello Zingarelli troviamo questa nuova parola, adultescenza, un neologismo che indica un'età adulta psicologicamente non adeguata, in quanto fortemente condizionata dal permanere di idee, atteggiamenti e comportamenti tipici della fase giovanile o addirittura adolescenziale. Gli adultescenti si affannano nostalgicamente ad apparire giovani anche nell'abbigliamento, fino a diventare ridicoli e patetici. Essi sono in tal modo privi dell'identità e di ruolo sociale, e se sono genitori, questo è il vero grande problema dei genitori oggi, e se sono genitori non riescono a esercitare le fondamentali funzioni di guida verso i loro figli, né tantomeno sono capaci di instaurare un rapporto maturo con i loro partner, con tutte le inevitabili conseguenze. Storicamente si è passati da una generazione di genitori autoritari a una di adulti deboli e remissivi. Questo è il vero problema, cioè noi abbiamo una sfida educativa ed è questo il futuro del nostro paese, si giocherà su questo il futuro, sia nell'ambito del lavoro, in particolare, visto che qui siamo in un ambito di questo genere, ma potrebbe essere anche sull'ambito del matrimonio, sull'ambito di tutto quello che è il futuro, insomma, degli aspetti sociali. Perché? Perché evidentemente si tende a rimanere secondo dei modelli standard che però non esistono più. Ecco, a questo punto andiamo avanti. Autoritratto degli anziani. Qui adesso vi vedo forse un po' più attenti. Ecco, allora, 1.600.000 persone che non vivono ma sopravvivono. Un'identità di accompagnamento date dallo Stato ammontano a 6,3 miliardi. Si spendono fra gli 8 e i 9 miliardi per le badanti. È il record mondiale. Noi abbiamo il record mondiale, non solo dei vecchi, ma anche di quanto spendiamo per le badanti. Nel 2050 gli anziani saranno un terzo di quello che abbiamo già visto. Addirittura qualcuno dice la metà. Per il lavoro si devono liberare posti per i giovani. In realtà Alesina, che è uno dei sociologi che ha studiato di più il problema giovanile e il rapporto fra giovani adulti e anziani, dice che i posti di lavoro non sono fissi, ma aumentano. Quindi ci sarebbe posto per tutti, giovani e anziani. Cioè il problema non è tanto avere il posto fisso, non esiste più, o quasi. Il problema è che ci sono i posti di lavoro, però la gente in qualche modo non vuole entrare dentro questa logica. Si tratta di agglomerarsi sulle sponde dello stesso fiume, per cui si può essere rivali e competitori, ma non nemici. Il 42% dei pensionati riceve meno di 1.000 euro al mese. Ammalandosi si scivola velocemente nella povertà. Questa è una delle realtà nazionali. 880.000 vivono in povertà assoluta. Oltre 16 milioni di pensionati presentano sintomatologia depressiva. Bisogna prepararsi al pensionamento. Questa è una delle cose importanti. Dopo il discorso del forever young, quello è una cosa sulla quale... Se non ci sono impedimenti alla salute, una buona alternativa è l'impegno nei servizi alla famiglia, alla persona, alla comunità in cui esiste ampia richiesta. Andiamo pure avanti. Ecco, allora questo qui comincia a fare un discorso più propositivo, perché altrimenti i tempi non ci stanno più. Che cosa bisogna fare? Secondo me, quindi un'opinione la prendete così come viene, non
penso di avere la chiave di soluzione di tutto. Allora, quindi intanto impariamo da questa statua. Questo è uno dei famosi prigioni di Michelangelo, che si trova nel Louvre. Questa scultura di Michelangelo, non finita, rappresenta dei giovani che dovevano essere poi messi nella tomba di Giulio II, di cui rimane qualcosa ancora a San Pietro ai Vincoli a Roma. Fondamentalmente, che cosa dice? Questi giovani sono sommersi dal marmo. Che cosa sommerge i nostri giovani oggi? Il debito pubblico, indubbiamente. Il pagare le pensioni, alle volte super pensioni, non di quel 46% che prende 1.000 euro, che chiaramente cosa puoi fare altrimenti, ma di tutto quello che invece è alle volte veramente esagerato, alle volte doppie e triple pensioni. Ho sentito recentemente che anche il governo, però anche lì c'è la magistratura, i diritti acquisiti, ma l'alleanza generazionale potrebbe essere che qualcuno cede qualche pensione se ne ha 3, no? O no? No, però voglio dire, non è che ci voglia poi tanti discorsi troppo difficili, basterebbe anche solo questo, cioè che tu che hai acquisito la pensione a 18 anni, 6 mesi un giorno, cominci a dire ma no, questo paese mi ha mantenuto perché? 50 anni? Cioè capite che sono cose così ovvie che neanche è finito. E sono cose così ovvie che neanche occorre che le dica, no? Però allora, diritti acquisiti o privilegi da mantenere? Questa è una bella domanda. Io sono convinto che ci sono più privilegi che non diritti, e ogni tanto dirlo fa bene a tutti noi, anche a noi stessi, perché poi non è che ci siamo in mezzo anche noi molte volte, anche inconsciamente. Poi ho sentito più volte il ministro intervenire, Poletti, sul tema del lavoro giovanile, del precariato, dei problemi di questo genere, dire non bisogna dare vitamine, un po' perché non li hanno più, cioè questi non li hanno più, per cui chiaramente perché evidentemente non hanno più la capacità di poter intervenire in questo senso. Anche il cosiddetto piano garanzia giovane, non so se lo conoscete, è un bel punto di domanda. Io che lo conosco abbastanza di dettagli, perché il sistema burocratico italiano, secondo la nostra Costituzione, dice che le politiche del lavoro in realtà le fanno le regioni. Adesso non voglio entrare qui sull'argomento, mi astengo dal dare un giudizio sulle regioni o sulla loro più o meno giusta posizione. Ma quindi cosa succede? Succede che quelle regioni sono virtuose. Quando il front office di un luogo dove si va a cercare lavoro è veramente efficace, forse c'è qualche speranza che la garanzia giovani funzioni. Ma quando quei soldi, veramente sterminati milioni di euro, no, andranno a finire a mantenere la macchina del front office nei confronti dei ragazzi, la domanda è: serve a quello o serve ai giovani? Cioè è molto più facile pensare di poter creare, naturalmente con doverose riflessioni sul modo, sul come, io adesso qui non posso entrare nello specifico, magari più posti di lavoro perché si creano imprese, perché quei soldi arrivano veramente a chi dà le idee nuove, modalità nuove, o semplicemente perché tu cerchi di recuperare l'irrecuperabile e allo stesso tempo non lo recuperi perché non gli vai incontro, ma li stai aspettando lì. Pensate, gente che non studia e non lavora, perché il piano garanzia giovani fondamentalmente è per questi, che si muove da casa o clicca sul computer e risolve il suo problema. Ecco, il ministro, con tutta la buona volontà che io gli riconosco, per carità, mi diceva ma almeno sappiamo quanti sono. Beh, insomma, se questo è il risultato della garanzia giovane, almeno sappiamo quanti sono. Adesso dobbiamo cercare un po' di guardare avanti, di guardare oltre, di sperare, io prego sempre, perché a questo punto l'unica speranza che mi rimane è questa, cioè che la nostra incapacità di fuggire alla burocrazia su queste cose è terribile. Quindi giustamente io sono d'accordo con quello che dice il ministro, cioè che dar troppi soldi alla fine non aiuta a intraprendere. Ci sono fiori sociologi che dicono che l'Italia è in decadimento perché a un certo punto si è adagiata, gli altri popoli sono in rincorsa perché non sono più adagiati, cioè sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e quindi si muovono. Cioè muovono veramente se stessi verso una visione nuova, mentre noi siamo un po' così. Quindi non sono i soldi che risolvono, bisogna levare via semmai appunto gli ostacoli dal mercato del lavoro. Non voglio entrare sul Jobs Act, però indubbiamente è su questa linea che bisogna andare.
ripeto, non ho una visione troppo tecnica del bene, ma è giusto, sbagliato, questo o l'altro, non voglio neanche farlo, non spetta a me, però è questo che bisogna fare. D'altra parte dobbiamo fare verità, dice il Vangelo, fare verità, non dire la verità. Cioè la vera realtà di un cristiano quando vuole aiutare qualcuno che è in difficoltà non è solo dire la verità, cioè stai bene così, stai male così, sarebbe giusto questo, sarebbe giusto l'altro, ma imparare a fare qualcosa. E qui c'è tutto quello che in qualche modo veniva adombrato prima, veniva adombrato perché non è stato esplicitato in modo chiaro, ma cioè, ha senso per questa nazione la presenza di corpi intermedi? Però guai, dice la dottrina sociale della Chiesa, a pensare che non ci siano i corpi intermedi, perché si rischia veramente lo statalismo, magari con una nuova forma più gradevole, no? Però è sempre lo Stato che fa tutto, quando invece sappiamo che nel mercato, se non c'è l'autoimprenditoria, la capacità, ripeto, non se ne va fuori. Ma questo è un discorso molto più ampio di quello che stiamo trattando. Però il vero problema, ritenete solo questa immagine, è se riusciamo a liberare questi giovani da quel marmo sopra di loro. Peso del debito pubblico, peso di pensioni esorbitanti, peso di tutta una storia che non ha mai pensato politiche che andassero al di là della prossima tornata elettorale. Per cui il consenso conquistato con la spesa ha rovinato il futuro. E oggi 35.000 euro su ogni piccolo neonato che prende la luce, chissà cosa diventeranno fra qualche anno, ma se non riusciamo a porre rimedio a questo discorso. Andiamo pure avanti. Allora, questa è l'altra immagine, sempre un'altra grande pittura, che indica invece l'alleanza generazionale. Per esempio, esperienze e proposte. Andiamo a fare anche delle esperienze in Italia su quello che si sta facendo, per esempio nel rapporto fra anziani e giovani. Qualcuno di voi non lo sa, però ci sono delle esperienze interessanti in giro. Allora, questa intanto è una bella pittura che conoscete, si trova nelle stanze di Raffaello, ed è Enea che vicino al figlio Ascanio porta il padre Anchise. Cioè fuggono da Troia in fiamme, ma cosa fa? Ecco l'alleanza generazionale. Cioè il figlio, l'adulto, piglia su di sé l'anziano e conduce il giovane alla salvezza. Questo è esattamente quello che dovrebbe essere un'alleanza generazionale. Cioè pigliare su di sé le spalle l'anziano, ma sentire che quell'anziano ha un valore, perché se no altrimenti lo lasci morire a Troia per Lucia. O gli spari, come diceva prima Michele Serra, mentre è al parco a fare tai chi, perché non ce la fai più. Cioè qual è esattamente la scelta che faremo? Allora, per esempio, sul piano della casa, il co-housing residenziale, ci sono esperienze in Italia a offrire l'alloggio dell'anziano a coppie giovani in cambio di assistenza e compagnia. Per esempio, sul piano del lavoro, part-time per i più anziani, job sharing, cioè divisione del lavoro, forme di tutoraggio nei confronti di giovani in entrata. Queste cose si stanno diffondendo. Io ho visto prima nel filmato, no, quelli che il nonno vigile, no? Ecco, per esempio, ecco, ma ci sono delle cose ancora molto più importanti da fare, ma su questo verso la fine, se riuscirò, andremo a dirlo. Cioè, come oggi c'è quello che si chiama tutoraggio e che qualcuno chiama invece con un'altra parola inglese mentoring, ma che fondamentalmente deriva da mentore, che era quello che aiutava i giovani ad avere una istruzione, una capacità. Forme di aiuto reciproco fra anziani in salute ed anziani in maggiori difficoltà, con forme di crediti che verrebbero riconosciuti quando la situazione si aggrava, banca del tempo. Cioè imparare a far sì che ci possa essere un aiuto, autoaiuto fra anziani. Questo accade comunque già nelle nostre case, non è niente di straordinario. Però se fosse, come dire, ampliato, se diventasse sistema, potrebbe esserci un grande aiuto. Andiamo pure avanti. Da parte dello Stato, ripensare un equilibrio nel sistema pensionistico, questo è evidente, evidentissimo. Reinvestire nel servizio civile, perché il grande problema dei giovani è che non sono preparati al lavoro perché non hanno avuto nessuna esperienza che li tolga dall'individualità e li porti alla gratuità. Grazie a Dio il volontariato internazionale, sono intervenuto l'altro giorno a una presentazione di uno studio, dice che in Italia sono in aumento quelli che cominciano ad andare all'estero, un po' per imparare le lingue, un po' per fare dei servizi gratuiti che gli permettono di cogliere il senso di se stessi in relazione all'altro. Quindi non solo il tablet,
non solo il collegamento virtuale, come dicevamo prima, ma una modalità nuova. Dopo, naturalmente, tutto questo diventa risorsa, chiaramente, e palestra educativa di solidarietà. Poi, preciso e circostanziato piano di intervento per il sostegno alla non autosufficienza, che valorizzi la domiciliarità e quindi l'alleanza e le sinergie con le reti familiari che curano. E qui il problema allora è come troviamo una modalità nuova che fa sì che il valore famiglia in Italia diventi un valore in favore delle giovani e delle come diciamo, generazioni passate. Velocemente. Ecco, questo è lo stile centrale, abbiamo ancora 3-4 diapositive, poi finisco. Allora, appare necessario educare, secondo la trilogia dell'Arciere, Aristotele e Telos. Arco, cioè dare strumenti, opportunità al mercato del lavoro. Arciere, i principi che portano il lavoratore a diventare persona, quindi l'esperienza, la gratuità, la modalità di sentirsi parte di una generazione, la direzione, intenzionalità morale, ciò che distingue un'azione corretta da un'azione buona. E quindi dove vogliamo andare come società. La prossima, mi sembra, se non ricordo male, è esattamente il culmine di tutto questo discorso. Cosa ci fa diventare comunità? La parola comunità è diversa da collettività. Io mi offendo quando un cristiano usa la parola collettività, perché non sa esattamente cosa significa. La collettività è la collezione delle persone, uno più uno più uno più uno più uno più uno. Quasi che il bene comune sia il bene collettivo, cioè ognuno ha il suo interesse, la somma degli interessi di tutti è il bene comune. Io non so se la somma vostra con la somma di qualche riccone nostro sia la stessa cosa. Non è così che funziona. Il bene comune è questo invece, il munus. Munus vuol dire il dono. Allora, tradotto vuol dire, quando tu eri bambino hai ricevuto un dono, cioè sei stato curato, sei stato allevato, sei stato educato, fino a che sei cresciuto. Quel dono che hai ricevuto nell'ambito familiare, nella maggioranza dei casi, ma anche nell'ambito statale, cioè se hai fatto la scuola, se hai ricevuto insomma da tutto quello che è l'organizzazione sociale qualcosa, tu lo devi restituire. Ecco il munus, cioè quello che ci sostiene è il dovere di ridare ciò che abbiamo ricevuto. Ma attenzione, il munus è anche allora non solo un debito verso gli altri che mi hanno curato, ma è anche un dono, cioè anche un'eccedenza. E infatti il grande problema è questo, cioè il munus è sia dono sia debito. Purtroppo noi viviamo nella società dell'immunitas, cioè ognuno per conto proprio, e quindi siamo veramente una collettività. Sì, lo siamo, perché siamo uno più uno più uno, e quindi noi viviamo così. Cioè l'altro mi è utile fino a che fa quello che io voglio che faccia. Ma nel momento in cui non fa quello che io voglio, o nel momento in cui si distacca perché è appunto più anziano, perché è decrepito, perché non ragiona più, perché è demente, a quel punto non mi serve più. Non mi serve più, lo butto via. Non c'entra più niente con me. Se invece il munus è, no, io quando ero bambino, quindi più o meno nello stesso stato, no? Cioè avevo bisogno di tutto e ho ricevuto, allora a quel punto ho un dovere che è quello di mettere a disposizione, altro che sparargli come diceva prima quel pezzo di libro, no? Anzi, devo rendermi conto dell'importanza di tutto questo. Però vedete, questo è il grave problema del nostro paese. Abbiamo confuso individualità con persona, collettività con comunità. Questo è il dramma culturale che sta alla base poi di tutto il resto, perché tutto il resto è in funzione di questo, cioè se io penso che l'altro è importante per me, riesco a costruire qualcosa con lui, che sia giovane o anziano. Ma se dell'altro non mi interessa niente ed è solo un consumatore, questa è la logica economicistica, no? Cioè è un consumatore, un cliente, quindi è importante in quanto cliente. Quando non comprerà più nulla non mi serve più, anzi, ripeto, gli sparo perché mi toglie via dei soldi che io devo impiegare per tenerlo in vita, no? Tutto il discorso, adesso non voglio entrare su discorsi troppo tecnici, ma eutanasia e queste cose qui, il rischio fortissimo è questo, al di là poi dei casi che vengono presentati come casi pietosi. Il problema è che se io mollo su un punto, immediatamente non so più dove va a finire la cosa.
Questo è il punto, al di là che ci possono essere anche dei casi pietosi, cui dici ma forse è meglio che muori, avete capito cosa voglio dire, no? Però se io faccio diventare regola, già in Olanda si sono accorti di questo. In Olanda ci sono diatribe infinite fra avvocati, eredi, perché sa l'erede ci pensa 2 volte di queste, no? O no? Perché siamo viviamo nel mondo delle nuvole, no? Chiaro? No, perché ogni tanto quando si la Chiesa è lì che difende e che bisogna morire male, no? Per carità, bisogna morire bene. Bisogna investire semmai nella modalità in cui uno, voglio dire, finisce la vita decentemente. Questo sì bisogna fare, non semplicemente dire vabbè, ma se ne vuole andare. Andiamo pure avanti, il discorso sarebbe lungo, ma io mi fermo qui, anche questo lo passiamo, possiamo pure andare avanti perché mi accorgo. Allora, mi fermo su questo, perché alle volte, dopo tutto il discorso che abbiamo fatto, non ci rendiamo conto. Sono state fatte delle indagini molto interessanti e pubblicate recentissimamente su cosa ci danno gli anziani. Vi vedo molto attenti, ma questa è una cosa molto vera anche per le nostre realtà di piccole imprese. Allora, innanzitutto l'appartenenza percepita verso la propria organizzazione. Ora non parlo di confartigianato, ma però si potrebbe dire anche questo, ma guardate, più si è avanti negli anni, più si appartiene. Cioè quelli che sono sopra i 55 anni, over 55, sono quelli che in realtà sentono di appartenere più fortemente alla loro azienda, al loro mondo lavorativo. E questo ci può stare. Pensate, la coscienziosità, cioè i comportamenti volti a svolgere con precisione il proprio compito. Guardate, anche qui, grosso modo, certamente fra i 35 e i 55 anni c'è un picco, ma però fondamentalmente siamo allo stesso livello anche dopo i 55 anni. Quindi una persona, voi potete dare moltissimo da questo punto di vista, perché quello che invece i giovani hanno in modo molto inferiore è proprio questo senso di coscienziosità, di precisione nel proprio compito. Altruismo, comportamento di aiuto concreto ai colleghi nello svolgimento dei compiti. Guardate, certamente l'età, 50-55 è la migliore, però guardate anche qui come si rimane ad alti livelli dopo i 55 anni. La cortesia, comportamenti collaborativi volti a ridurre le occasioni di conflitto con i colleghi. Qui praticamente, vedete, c'è una buona tenuta. Quindi secondo me è abbastanza interessante questa slide, perché ci dice esattamente com'è importante mantenere delle persone di una certa età sul posto di lavoro, perché hanno comunque una cosa che non necessariamente i giovani hanno. Andiamo pure avanti. Allora, esperienze aziendali, cioè quelle che vi parlavo prima, co-housing, pensioni, quelle lì, riguardano un po', no? Però guardate, per esempio l'alleanza generazionale, flessibilità, gestione di turni pesanti, forme contrattuali atipiche, riduzione degli orari di lavoro, introduzione del remote working. Cioè molte volte l'alleanza generazionale ha permesso di risolvere tutti questi problemi. Dentro questa cosa, per esempio, qui c'è la DBI, per esempio, ha fatto una business unit amministrativa per i lavoratori che non sono più in grado di svolgere i compiti previsti nelle loro attività originali. La Luxottica, per esempio, ha parlato di job sharing. No, sono interessanti perché in questo senso si aiutano le coppie giovani, si aiutano cioè tutti quelli che praticamente iniziano il lavoro e vivono anche il problema della famiglia. Ripeto, uno di questi problemi di questo nostro paese è fare figli, perché se non facciamo figli nel 2050 abbiamo grossi problemi, ma non solo perché arrivano gli altri, ma perché non riusciamo più a sostenerci fra di noi. Quindi diciamolo tutto il problema veramente buono. Dopo, lead card, per esempio, supporto psicologico, programmi per l'adozione di corretti stili di vita, check-up periodici, miglioramento dell'ergonomia nel luogo di lavoro. Questo per esempio lo hanno fatto a diversi livelli tutte queste organizzazioni. Per esempio, quello ultimo a mio avviso ci riguarda più di più l'anziano, e quindi la possibilità di un'alleanza. Il presidio del know-how. Qui si chiama tutorship, mentoring o reverse mentoring, cioè gruppi di lavoro interni, affiancamento e assunzione di ruolo. Cioè quando una persona che è lì da molto tempo si mette a disposizione del giovane,
fa da mentoring, cioè colui che in qualche modo introduce e inserisce nell'ambiente di lavoro la persona che viene ad essere acquisita, proprio per quel famoso discorso di coscienziosità, di cortesia e tutto il resto che di cui dicevamo prima. Chiudiamo? Ecco, questo è un dato che mi ha dato Confartigianato, ma questo forse l'avete già più volte analizzato, che riguarda il passaggio generazionale all'interno delle vostre realtà. Qui è abbastanza facile da leggere, lo direte voi, no? Per quanto riguarda i suoi figli e i suoi figlioli, quindi è un dato, ripeto, osservatorio ISPO di Confartigianato. L'ho preso un po' dal computer, scusate se non è una perfetta slide, ma è interessante che le imprese familiari e le imprese non familiari, no? Quelle dove praticamente, evidentemente, la gestione è stata data a uno che non è della famiglia. Questo sono imprese non familiari. Quindi in questo caso è interessante come nelle imprese familiari almeno uno dei figli lavora già con me e proseguirà la mia attività. 44%. Sono tanti. Ci sono tanti. Perché vuol dire che voi non siete adultescenti. Traduco. Adesso che abbiamo in mano tutti gli argomenti possiamo andare a fare le applicazioni. Cioè voi avete insegnato a lavorare i vostri figli, quelli che almeno sono riusciti a comunicarlo. E questo è fatica, cioè non è che sia una cosa normale, è facilissimo. Però tutto questo è interessante. Guardate, vorrei che intraprendessero strade diverse dalla mia, che è il dato esattamente opposto, no? Imprese familiari 10. Quindi vuol dire che io il mio lavoro lo amo, ci credo, lo voglio consegnare ai miei figli, per cui se appena 10 dicono non lo voglio fare, vuol dire che sono appena 10 insoddisfatti del proprio lavoro, traduco. Di solito non si consegna a un figlio quello che evidentemente non piace, no? Quindi certamente c'è questo dato che comunque è aiuto. E poi ci sono quelli che dicono comunque questo ha preso un'altra strada, perché ha un'altra strada diversa dalla mia, e qui c'è il famoso problema, no? Di come tutto questo si compie. E d'altra parte è interessante, no? Che moltissimi dicono in modo ascendente che proseguirà l'attività quasi il 50% dei propri figli e i discendenti in modo... Quindi chiaramente c'è, come dire, una valutazione sulla quale fermarsi. Andiamo pure avanti, concludiamo l'ultima slide, no, una delle ultime. Allora, valorizzazione delle generazioni, politiche di selezione rivolte al personal senior, il riimpiego, formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale, percorso di sviluppo e di carriera. Questo è quello che riguarda gli anziani, creazione di un contesto demograficamente equilibrato, incontri, seminari, percorsi di formazione sulle tematiche dell'età, diffusione di una cultura della diversità dell'età, ricerca e analisi della struttura demografica, piano di azione per la gestione dell'asili. Adesso non vi annoio perché vi vedo un po' stanchi, ma fondamentalmente queste aziende, guardate per esempio la Domestic General, miranti ad attrarre lavoratori senior, questo negli Stati Uniti, scusate, nel Regno Unito, che è l'Inghilterra, insomma, riimpiega a tempo pieno anche a giornata tutti gli impiegati che desiderano continuare a lavorare dopo il pensionamento, la Daikin in Giappone. La Telecom, uno spazio all'interno dell'intranet aziendale per approfondire le tematiche legate alla diversità. L'ufficiale demografico, una figura con il compito di coordinare tutte le attività inerenti alla demografia che si perseguono nelle varie funzioni. Quindi, come dire, c'è un valore aggiunto dell'anziano? Sì, c'è, ne teniamo conto e anche in questa azienda diamo valore a tutto questo. Chiudo, credo proprio la penultima, andiamo pure avanti, questa è un po' più lunga da spiegare. Ecco, io credo che alla fine tutto quello che chiude questo nostro argomentare sta in questa slide qui, ultima, cioè se al centro c'è il valore persona e quindi la communitas, un'alleanza generazionale è possibile lì dove uno prenda atto della realtà, cioè a un certo punto sei adulto, non più adolescente, quindi devi comunicare dei valori e non devi imitare i giovani, devi essere te stesso e devi saper dare il massimo di te. C'è una sfida educativa quindi sottostante. Da questo punto di vista le generazioni possono aiutarsi a vicenda, i vecchi a liberare i giovani dal marmo del loro debito, forse rinunciando a qualche diritto acquisito, i giovani forse aspirando a cogliere i grandi valori dell'appartenenza, della coscienziosità, della cortesia,
della modalità con cui uno è attaccato al valore dell'azienda, il futuro del proprio essere lavoratore. Ecco, tutto questo a mio avviso è importante. Allora, che cosa possiamo fare insieme? Possiamo aiutare le persone ad essere persone dai diversi mondi, però mi raccomando, mai dimenticare questo, perché quando si dimentica che le associazioni hanno un ruolo propositivo, si dimentica il vero nucleo dell'alleanza generazionale. Se voi oggi siete qui e ci sono alcuni giovani fra di voi, questo è importante perché è un passaggio anche di aggregazione non solo lì dove l'azienda lavora, e quindi il discorso che facciamo prima, padre, figlio, eccetera, ma quello proprio di uno stile, di una modalità sulla quale vale la pena di scommettere.